Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare, come di consueto, di calciomercato. Andiamo a parlare di varie notizie di calciomercato. Ragazzi, come vedete, mi sono tagliato la barba. Guardate, non ho più un pelo liscio come il marmo, giù. Guardate qua, neanche qua che di solito io li lascio sempre qua, faccio sempre il pizzetto qua, lo lascio sempre. Ho più un pelo, giù, guardate, la satura perfetta, vedete come combaciano, vedete? E vai giù, come vi sembra, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Allora, io direi di partire subito. Allora, una notizia che mi è arrivata ieri in nottata riguarda il Real Madrid. Il Real Madrid pensa ad un rinforzo a centrocampo. Un rinforzo per il centrocampo che però non è per gennaio, è per l'estate, che riguarda il Real Madrid e PSG, due big europee. Il Real Madrid ha un interesse molto forte per Vitinha. Sì, e lo vorrebbe ingaggiare per l'estate, sì. Se Vinicius Junior cioè, lascerà il club a giugno, luglio. Il PSG, cioè i Blancos, scusate, potrebbero sfruttare la partenza di un gran precettore dell'ingaggio, come ho detto Vinicius Junior, per affondare il, il colpo del centrocampista, il colpo del PSG che non vorrebbe cederlo perché viene considerato un perno del centrocampo. E però ovviamente se dovrebbe arrivare con offerta proprio incedibile che non si può rifiutare, allora dovrebbe accettare per forza. Poi vorrei smentire una notizia. Allora, riguardante Napoli e Bayern Monaco. Non ci sono contatti. Non ci sono contatti tra Napoli e gli agenti di Corezza, calciatore del Bayern Monaco. Al momento non mi risultano nomi cioè non mi risultano contatti riguardanti il giocatore. Non mi risulta nessun contatto che il giocatore potrebbe lasciare il Bayern Monaco per l'Italia. Poi ci sono state sì dei sondaggi da parte del club azzurro, però sono stati ben un mese fa e il Napoli, appena ha sentito le cifre, ha detto, no, non lo voglio fare più, perché le cifre erano molto, ma molto alte. Poi passiamo all'Inghilterra. In questo periodo mi stanno arrivando molte notizie sull'Inghilterra. Allora, la prima riguarda il Liverpool e l'Aston Villa. L'accordo del prestito, di prestito, scusate, del Liverpool con l'Aston Villa per il centrocampista Harvey Elliott non include l'opzione di richiamo a gennaio. Quindi, in pratica, cosa vi sto dicendo? Che se il Liverpool rivuole il giocatore, gennaio non lo può fare. È stato concordato quando è stato fatto il prestito e deve per forza richiamare a gennaio, cioè a giugno, scusate. L'Aston Villa, se il Liverpool vuole proprio il giocatore,
Aston Villa dovrebbe pagare per rescindere anticipamente il prestito, ma prevede di negoziare un nuovo accordo con il Liverpool, poiché non intende trattenerlo per il resto della stagione. Per il resto della stagione. Ora passiamo al Chelsea. Chelsea e Newcastle a gennaio potrebbero muovere, cioè il Newcastle, scusate, potrebbe muoversi per l'esterno Sterling del Chelsea, Raheem Sterling. Se vi ricordate, io ieri vi ho detto che Sterling era uno dei giocatori che il Chelsea potrebbe cedere. Sta arrivando, cioè è arrivata una prima offerta di 20 milioni di sterline per il giocatore. Poi, come altra notizia, parliamo della Juventus e poi chiudiamo qui col video. Allora, la priorità nella Juventus è quella di rinnovare, quindi un rinnovo, Kenan Yıldız, l'ala turca. Sta trattando, gli agenti dell'ala turca stanno trattando tuttora, anche tuttora c'è una nuova culla e poi se ne parlerà direttamente dopo Capodanno, dal 2 di gennaio, per il rinnovo. Al momento la Juventus avrebbe offerto un contratto dal 2030 fino al 2030 o fino al 2031 con un aumento di stipendio che dovrebbero ammontare di 6 milioni all'anno. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!